Poi sono arrivato in Francia e erano venuti a casa dopo. A Siete casa rimasti in hanno contatto? dormito, poi vabbè, eravamo rimasti Mi lì. dicevi che ogni tanto offrite le sigarette ai pastori che ti danno da Eh, mangiare, beh, ma dove questo? beh, specialmente a quei nomadi in Afghanistan, in Iran, in Turchia, avevamo sempre un pacchetto di sigarette per darle a loro. Io Mm. non ho mai fumato una sigaretta. Sì, ho fumato una volta così, ma giusto Beh. quando ero in nave tra Australia e Ah, Messico, ho fumato certo, una pipa. Ho fumato. piccola noia, immagino. Fare un po' di compagnia. E altrimenti no, no, no. E allora c'erano magari questi pastori, arrivavi lì, erano, sai, tutti con i turbani, tutto questi vestiti proprio la sandali in mezzo alla polvere, 40-45 gradi, anche 50 gradi, ho conosciuto a Herat 53 gradi all'ombra, il paese più caldo che ho visto. Mamma mia. Impressionante. I turisti francesi o italiani camminano sotto le tegole per prendere quel po' di ombra che mandano, sono così. Cioè, caldo, caldo, Come si caldo. chiama questo posto? Herat. Herat. Herat è un bel paese, Sì, sì, ho capito. la prima dell'Afghanistan. Mhm. Poi allora, Quindi in Iraq quanti giorni sei stato? in Iran siamo rimasti un bel po' Perché perché avete fatto 15 siamo giorni fatto di 11, vacanza. 11 giorni da loro, poi forse in Iran ancora una decina di giorni buoni, più di 20 giorni tutti. E in Persia sei andato? Sei passato in La Persia cos'è? La In Persia? Siria? No, 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 no. Allora, ti spiego. Perché se andavo in Persia o che andavo in Iraq, c'erano dei problemi di frontiere. Se uscivi dalla Turchia non potevi passare lì Ecco. perché guardavano il visto e allora ti facevano un casino alle Il frontiere. paese era un amico, quindi. Hai capito? Ecco, per quello ho chiesto. Allora avevamo fatto decidere di fare quello lì perché sapevamo che c'erano questi problemi politici. Ecco. E quindi anche mio amico ha avuto problemi per quello, perché quando è entrato dalla Siria in Iraq o Iraq e Siria, non se ne problema, parla, non se ne parla. Poi da lì, arrivati a Herat, volevamo fare una strada che porta nel centro dell'Afghanistan, Mm. che è proibita a tutte le macchine. Sarebbe a dire, non è proibita e ai tuoi rischi e perili. Non c'è garanzia che arriva i talebani, tutto quello. Perché allora. Allora, non c'erano forse quei talebani, Però c'erano quelli di. però c'erano, Sì, le persone. allora lì tutte le salite, sali fino da 400 metri, puoi salire a 4000, poi scendi a 3000, risali a 4500, tutto così. Cos'era? Il paesaggio com'era? A Berlino non l'abbiamo fatto perché non ci hanno lasciato passare. Non siete passati? No, perché non ci hanno dato autorizzazione, non ci hanno dato questo foglio di partenza, perché loro non prendono responsabilità. Allora, se tu lo fai, non trovi villaggi per poter comprare da mangiare, e lì ci vorrebbero 15 giorni per fare quel tratto lì. Sono 1400-1500 km. È tutto montagna, tutto deserto. Tu trovi qualche paesetto, ma magari non ti danno manco da mangiare. Pietroso. E poi niente asfalto. Poi è arrivata Herat, allora da lì abbiamo deciso, ho detto andiamo, facciamo la strada normale che prendono tutti i bus per a Kabul. Arrivati alla banca, a Herat non ci cambiano i soldi. Perché? Non ci cambiano i soldi perché avevamo i travel check francesi Mhm. e ci potevano cambiare solo che alla banca di Kabul. No, manca in Iran hanno voluto cambiare perché questa banca corrispondeva solo lì o a New Delhi. E ho detto c'erano soldi, non avevamo più nulla da mangiare. Ci servivano per fare questi 1000 chilometri, ci servivano 6 o 7 giorni, perché proprio deserto, tu c'hai Herat, Kandahar e Kabul. Poi non trovi più nulla, trovi tutte montagne, deserto. Allora ho detto come facciamo? Ma Allora, Kandahar è già Pakistan. Kandahar è Pakistan. Afghanistan. Afghanistan. Allora ho detto, a Herat ho detto cosa facciamo? A Michel, ho detto ci avventuriamo, ci troviamo da mangiare lungo la strada, bene, se no crediamo di fame. Allora abbiamo incontrato dei francesi parigini che avevano due chevaux, due cavalli, Due cavalli. Citroën. Ok, ok. Allora mi hanno detto, siete pazzi a partire senza soldi? Non è possibile. E ho detto, ascolta, uno era Patrick, Cosa facevano lì? e loro viaggiavano, stavano andando verso Kathmandu, Mm. quello del Scivola. Allora gli ho detto, io andavano a fumare lì sicuro. Allora gli ho detto, ascolta, ci potete prestare un po' di soldi? Di che sto? Poi a Kabul noi ve li restituiamo, già che ci troviamo a Kabul. Allora mi ha detto, ma ne abbiamo un po' anche noi. Allora gli ho detto, ascolta, Questo è successo dove? a Herat, la prima paese dell'Afghanistan. Il primo paese dell'Afghanistan, ok. Perché era dove non c'era una casa popolare, erano tutte basse terre, dove c'erano con le carrette con i cammelli, con muli. i cavalli, con i muli, passeggiavano così, tutto fiorito. È lì che ho conosciuto 53 gradi all'ombra.
53 era. Herat. Sarebbe vicino a Mashhad, un piccolo paesetto. Allora lì, Io non sono molto pratico della zona. allora lì mi ha detto guarda, prendiamo un bus, pazienza, il viaggio deve continuare perché andare a Kabul, recuperare in bus i soldi, ritornare qui per rientrare non è una situazione. Cosa facciamo? Siete per il pullman. Allora ho detto, ci presti $10. Allora con $10 noi pagavamo $5 il bus per fare 1000 chilometri. No, per tutte e due, più le biciclette. Ho detto, in un giorno ci siamo. In bicicletta ci siamo 7-8 giorni, quindi non ci basta. Più non ce ne davano, c'era Angelo, Patrick, era, non mi ricordo, erano 3. Allora ho detto, prendiamo il bus, in brutta voglia, non l'avevo prendere. Aveva fatto quei 1000 chilometri. Allora ho detto, avrei saputo che lui mi abbandonava a Kabul, che dopo siamo lasciati lì. A Kabul lui quindi Sì, si è sì. Dopo, volato. ti ha mollato dopo il pullman. No, dopo come Dopo il pullman, ecco. siamo arrivati lì, siamo rimasti un paio di giorni, abbiamo incontrato altri francesi, a parte questi, siamo andati in banca, abbiamo restituito i soldi, $15. Come avete fatto a restituire i soldi a loro? Sono venuti con voi? In banca? No. Noi lì in Kabul si trovano i turisti negli alberghi. No. Tu li avevi fatti lasciare lì i soldi? Avevi previsto che saresti passato da lì, quindi i Sì, soldi sì, c'erano, sì, capito? sì. Li aveva fatti al fermo Ma i posto. soldi io ce l'avevo, perché me li ha fatti. Ah. Questi assegni familiari me li aveva fatto il padre e il fratello di Rajon. Ah, ok. Quindi i soldi lì erano sicuri di poterli cambiare a Kabul. Invece prima no, non c'era il nome della banca non corrispondeva. Quindi lui è arrivato a Kabul dopo questo viaggio in Kabul pullman. dopo l'indomani. Quindi voi avete in fatto il banca, pullman Herat Kabul. Kabul, 1000 chilometri. Quello, E nel pullman chi c'era? 70-80 persone. Sopra l'imperiale. Era pieno. Sopra l'imperiale, dopo ti faccio vedere Eravate nel l'imperiale. Porca miseria. E ti faccio vedere la... Che strada era? Asfalto, sterrato? No, lì bianca, strada Tutto bianco. tutta bianca. Questi 1000 chilometri. Solo all'entrata di Kabul è asfaltata. E all'uscita Ecco. di Herat. Però dice, questi 1000 chilometri che tu racconti adesso. Me l'ho fatta contro il cuore. Ecco, infatti li sta raccontando proprio con Tu li rammarico. volevi fare in No, bici? perché lo volevo fare in bici. Cioè, se tu avessi saputo che lui ti avrebbe Lo so. abbandonato, l'avresti Saresti fatti in bicicletta. bicicletta. Perché dopo io... Però era un rischio grosso. Quando ci siamo lasciati... Non era un rischio. No, ormai eravamo già vaccinati ai rischi. Li Però voleva fare lui. Io Era già pronto. dormivo poco, io facevo la guardia. Però avevi modo tu in quei 1000 chilometri di trovare punti di ristoro per fermarti, mangiare. Vabbè, è quello il problema, non c'erano nella carta, le carte non sono dettagliate molto, però se arrivassi a 500 a Kandahar avrei potuto farmi un ripieno per 4-5 giorni, però non avevamo soldi. I soldi non bastavano e la gente non è che ti prestano i soldi così. Allora arrivato a Kabul io dopo un paio di giorni, dopo 2 giorni abbiamo incontrato, A Kabul in che periodo sei arrivato? di bello, A Kabul, in quale periodo? Eri già... settembre. Ah, settembre. Verso Quindi là. agosto l'hai Il fatto? giorno- Agosto l'hai fatto tra... l'Iran. In Iran. Allora a Kabul è già una città ancora abbastanza alta, mi sembra che a 1.800-2.000 metri di altitudine, mi sembra. E lì abbiamo dopo incontrato questi altri francesi che erano 2 avvocati che abitavano a Lione. Avevano una Renault 6, tutta vecchia spacciata per fare queste, erano andati verso la frontiera russa, hanno fatto tutte queste cose là. Allora siamo diventati un po' amici, allora dovevamo andare a visitare questi laghi di Bandi Amir, che è una delle 7 meraviglie del mondo. Dopo vedrai le foto e ti renderai conto che è bello, deserto. Allora ho detto a Michel, lo facciamo in bici, sono 400 km, più 400 per tornare perché non c'era altra strada, finivano lì, dovevamo ritornare. Allora alla fine mi sono detto, fare 400 km andate, poi 400 ritorno, certo. non c'è senso, ho detto, allora magari prendiamo un bus, se c'è Avresti preso una settimana come minimo. ho detto, ma non è per quello, ho detto, andiamo lì. Poi a questi francesi ho detto, guarda, se volete lasciate le bici qui, dato che dobbiamo andare dopo domani, e andiamo insieme in 4. Siamo andati, non c'avevano rota di scorta, ci avevano sabato il bucato, un'avventura non se ne parla. Abbiamo fatto un bucato con i pezzi di legno, con rasoio, mettevamo in forza nel serbatoio, eravamo pazzi. Ho detto, lì stavo cercando la bici. Arrivati lì, Cioè sei arrivato a un punto in cui andavi in macchina e ti sentivi poco sicuro perché ti sentivi più sicuro, più garantito in bici. Poi loro erano volgari contro la gente del paese. Se sì? qualcuno mendicava, oh sì, vaffanculo, merda! Allora io dicevo, ma cavolo, se me ne posso ritornare indietro a piedi. Ti sentivi più libero in bicicletta. Allora arrivato lì,
era troppo bello il paesaggio, Bamiyan, quelle grandi che non sono più, che erano bombardati i talebani adesso. Ah, Ce sì, le ho sì, le le foto. statue. Ce le ho le Sì, foto, sì, ce sì, le ho. sì, sì, Non sì, sono sì, più sì, adesso, sì. io ce le ho, Incredibile. ce le ho, il grande Buddha. Allora è arrivato lì, ho detto questo è un meraviglioso paesaggio e tutto. Allora da lì, la sera, vedo che stavano fumando e Michel si mette a fumare con loro. Mm. Allora ho detto, no Michel, se resti con me non devi fumare questa cosa. Io faccio come cazzo vuoi. Ho detto sì, ma allora io non ci voglio andare dentro i ferri, perché a te e a me. Certo, era comunque un reato. Allora ho detto, a me faccio come voglio, la mia pelle, faccio come voglio. Ho detto, ascolta, lascia perdere, porca puttana, per una sigaretta. Che tipo di pena era previsto lì? Eh? Che tipo di pena di... Ah beh, lì bisogna pagare. Paghi o resti un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, li paghi. C'hai soldi, dollari, se no non esci. Perché la polizia stessa sono capaci di darti, di vendere loro e poi ti fanno fermare Certo, 20 sì, minuti sì. dopo. Sì, sì. Allora ho detto, Michele, buttala. Io faccio come cazzo vuole. Fumati una sigaretta, se vuoi. E non fumava lui. Ho detto, fuma una sigaretta, lascia perdere quella merda. Siamo in bicicletta. Prima dicevamo in Turchia, noi sportivi, ciclisti non fumiamo. In altri posti c'è la stessa cosa e lì si mette a fumare guerra. Allora da lì, poi il secondo giorno, quando siamo tornati a Kabul, dopo 3-4 giorni, lui si è sentito male lì. Perché che cosa le ha fatto? Mi diceva non bere acqua del ruscello, Michele, perché lì beveva l'acqua del ruscello. Ho detto guarda che lo sai che ancora i corpi sono abituati, però non tanto. Ha preso la diarrea, poi si sono gonfiate le labbra, ha preso una qualche infezione, ha mangiato delle uova, oh, la Madonna, magari non fresche, e io non ho mangiato uova. Mettiamo nella tenda alla sera, sento un rumore, la tenda noi, sento un rumore, ho detto Michele, c'è cosa? C'è qualcuno qui. Oh, lasciami dormire. Si è girata